Trentino una valanga si stacca in Val di Fassa e travolge uno sci alpinista veneto che si trovava in escursione con altri 6 compagni. L'uomo è rimasto sepolto sotto la neve per oltre un'ora, è gravissimo. Non ce l'ha fatta il 19enne di Padova, caduto dalla tromba delle scale lunedì sera. Simone Ponzoni è morto a 5 giorni dall'assurdo incidente. Tragedia al Rally del Veneto nel Veronese durante la gara riservata alle auto storiche. Una vettura esce di strada e si schianta. Muore la 53enne esperta navigatrice Barbara Incerti, grave il compagno pilota. Far West lungo le strade del Rodigino, scontro a fuoco tra una pattuglia dei carabinieri e una banda di malviventi armati al culmine di un inseguimento. 7 anni dopo Treviso, la Dunata Nazionale degli Alpini tornerà in Veneto nel 2024. Oggi l'annuncio dell'assegnazione dell'evento a Vicenza. Gioia e soddisfazione nel capoluogo berico. Per tutti i fedeli un appuntamento da non perdere. Martedì 13 dicembre su Antenna 3 alle 18 in diretta la Santa Messa di Santa Lucia celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia. Padova mette a punto gli ultimi dettagli per le feste. Svelato oggi il nome dell'artista che animerà il concerto nella notte di San Silvestro, spostato quest'anno in piazza Insurrezione. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dunque dei telegiornali di Antenna 3 che si apre con la cronaca e con l'ennesima valanga in Val di Fassa, quella di oggi, mancava poco alle 13, ha travolto 2 sci alpinisti appartenenti a un gruppo di veneti e uno è in condizioni gravissime. Uno sci alpinista trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Trento, un altro compagno di escursione ferito lievemente. È il bilancio a questo momento dell'ennesima slavina, la seconda dopo quella in Marmolada, registrata nel giro di pochi giorni in Val di Fassa. L'enorme massa di neve si è staccata poco prima delle 13 di oggi in cima alla Val San Nicolò, un fronte di oltre 50 metri con una lunghezza di almeno 300 che ha travolto i 2 sci alpinisti appartenenti a un gruppo di 7, tutti veneti, che stavano compiendo un'escursione fuori pista in una giornata in cui peraltro il pericolo valanghe indicato era di 4 su 5, quindi decisamente marcato. Uno è stato sepolto parzialmente dalla neve ed è riuscito a liberarsi, l'altro è rimasto completamente sotto. I compagni hanno subito iniziato a cercarlo mentre veniva allertato il 112. La centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre una squadra di operatori della stazione Centro Fassa si portava sul posto con la motoslitta e a piedi. La fitta nebbia ha costretto l'elisoccorso ad atterrare a Predazzo. Da lì tecnico, unità cinofila, equipe medica e vigili del fuoco sono stati trasportati in quota con motoslitte e quad. Le ricerche in valanga sono subito iniziate con unità cinofile e sonde. L'uomo, le cui generalità non sono ancora note, era privo di dispositivo di localizzazione ed è stato individuato intorno alle 14:20 sotto la neve. Rianimato sul posto, è stato trasferito a valle via terra e quindi caricato prima in ambulanza e poi sull'elicottero per essere ricoverato in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento. Dopo 5 giorni di agonia è morto all'ospedale di Padova, invece, dove era ricoverato il giovane di 19 anni caduto dalle scale nella serata di lunedì. Simone Ponzoni non ce l'ha fatta. Il suo giovane cuore di 19enne ha lottato per 5 giorni, ma alla fine si è fermato, tanto che i medici dell'ospedale di Padova, dove era stato ricoverato, ne hanno dichiarato la morte. Tutto è accaduto in un lampo nella serata di lunedì, quando il giovane, che viveva in questo condominio di via Marostica nel quartiere Armistizio a Padova, è caduto nella tromba delle scale all'altezza del secondo piano intorno alle 20. Un volo di 10 metri. Simone viveva al terzo piano dello stabile e sembra si fosse dimenticato le chiavi di casa e stesse cercando di rientrare. Simone sembrava essere confuso, avevano raccontato i vicini, i primi a prestargli soccorso. Le indagini sono state condotte dagli agenti della polizia che hanno escluso un'azione violenta come anche un gesto estremo. E tragedia stamane al Rally del Veneto che si svolgeva a Badia Calavena nel Veronese per cause in fase di ricostruzione. Una Peugeot 205 impegnata nella seconda prova della gara riservata alle auto storiche è uscita di strada provocando la morte della navigatrice, la 53enne emiliana Barbara Incerti, mentre il pilota, il 50enne Nicola Cassinadri, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento di Verona. Il rally è stato immediatamente sospeso, indagini dei carabinieri sull'accaduto, centinaia i messaggi di cordoglio e shock in queste ore sui social per la morte della rallista emiliana.
Scontro a fuoco tra una pattuglia dei carabinieri e una banda di malviventi armati in mattinata a Rovigo al culmine di un inseguimento. Scena da Far West questa mattina intorno alle 9:30 nel Rodigino a Conca di Rame, dove l'auto con a bordo 3 malviventi non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri impegnati in un controllo di routine. Ne è nato un inseguimento e quando la vettura, una BMW, si è finalmente fermata, uno dei banditi ha aperto la portiera dal lato del passeggero e ha puntato una pistola contro il militare che si è avvicinato per identificare gli occupanti del mezzo. Immediata la reazione dell'altro carabiniere che ha esploso alcuni colpi contro gli pneumatici della macchina della banda, evitando che il malvivente al volante riuscisse a ripartire e a travolgerli. A quel punto i 3 sono dovuti scappare a piedi facendo perdere le proprie tracce. Un episodio ad altissima tensione, uno scontro a fuoco in cui fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono tuttora in corso le ricerche dei fuggitivi, così come i rilievi sull'auto abbandonata sul posto dai 3 uomini armati e posta ora sotto sequestro. Lasciamo questa ampia pagina di cronaca, veniamo a quella che è una buona notizia per il Veneto, arrivata proprio oggi. Le Penne Nere d'Italia torneranno a Vicenza nel 2024 dopo 33 anni. Il capoluogo berico ha battuto nell'ultimo spareggio la candidatura di Biella per l'adunata nazionale del 2024, appunto. E la notizia tanto attesa alla fine è arrivata. Vicenza ospiterà l'adunata nazionale degli alpini nel 2024. Lo ha deciso e proclamato il direttivo nazionale dell'ANA riunito a Milano questa mattina. Allora, visto il ballottaggio che si è svolto tra le sezioni di Biella e la sezione di Vicenza, hanno ottenuto voti Biella 10, Vicenza 13, quindi Vicenza sarà la organizzatrice dell'adunata 2024. Auguri a Vicenza e grazie a tutte le altre 3 sezioni che hanno partecipato: Viareggio, Modena e Biella. Il sogno, dopo 33 anni, si avvera per la città del Palladio e per la provincia più alpina d'Italia. La 95esima adunata nazionale tornerà in Veneto dopo 7 anni. L'ultima era stata a Treviso nel 2017, l'ultima a Vicenza nel 1991. La notizia si diffonde in un battibaleno. Il sindaco, rimasto in silenzio stampa nelle ultime ore per scaramanzia, è andato subito a festeggiare con gli alpini del gruppo di Monteberico. Uno sguardo dall'alto sulla città e sulle montagne e un meritatissimo brindisi liberatorio. Sollevando il bicchiere di vino, cin cin, e viva gli alpini! Sono stato in silenzio stampa perché ovviamente ci vuole anche un po' di scaramanzia in tutte le cose e devo dire che ha portato fortuna. Fino all'ultimo minuto abbiamo aspettato la notizia che è arrivata, una proclamazione importante sia per la città che per la provincia di Vicenza. Devo ringraziare i nostri alpini che hanno lavorato con le amministrazioni locali, con la città di Vicenza, con la provincia, con la regione, a questo progetto importante che è stato sposato dalla commissione che ha valutato. Nel 2016 è stato votato Asti il posto di Vicenza, abbiamo continuato a lavorare e con l'attuale consiglio alla guida di Lino Marchiori, il nostro presidente, abbiamo ottenuto questo importante risultato che andremo adesso a sviluppare in maniera più consistente proprio per arrivare al 2024 pronti ad ospitare tutti gli alpini d'Italia e non solo. Voltiamo pagina, si terrà entro Natale, forse anche alla fine della prossima settimana, la manifestazione corteo a sostegno della scelta di Sanuara di portare il velo islamico. Vediamo. Si terrà entro Natale sul luogo dell'aggressione alla città di Marghera. Non è escluso il giorno stesso della vigilia la grande mobilitazione delle comunità bengalesi e islamiche locali con il supporto di quelle nazionali a sostegno di Sanuara, la mamma 29enne di origine bengalese aggredita alla cita il giorno dell'Immacolata all'ora di pranzo davanti al figlio piccolo di 5 anni da una donna italiana che dopo averla presa a calci e pugni anche al volto le ha strappato con violenza il niqab perché a lei non gradito. Il nostro messaggio è quello comunque di trovarsi, di unirsi e di fare una mobilitazione per sensibilizzare, per stare vicino alla signora, per dirgli che te non sei da sola, ma ci sono anche altre signore che in queste condizioni che subiscono, che ti stiamo vicino. Domani domenica il punto tra tutti gli organizzatori, con in testa il marito di Sanuara, Arif, imam della comunità. Sarà una manifestazione pacifica, cui pare aderiranno anche politici locali e nazionali di sinistra.
è una cosa che ha toccato i sentimenti di tante persone sia in Italia che sia all'estero. Manifestazione dove si invoca il diritto alla scelta, quella di indossare o meno il velo, visto che in Italia non è espressamente vietato da una legge specifica, bensì da norme generali e riferite all'articolo 85 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931 e dalla legge numero 152 del 1975. Questa mattina, come previsto, le paratoie del Mose non si sono alzate e a Venezia è tornata l'acqua alta in piazza San Marco. Vediamo. Con una punta massima di 98 cm di marea sul medio mare, registrata alle 10:50 di questa mattina in Punta alla Salute, come previsto per quote così basse, il Mose non è stato attivato. Così, in piazza San Marco, sono tornati a vedersi l'acqua alta e le passerelle pedonali per far transitare veneziani e turisti all'asciutto. Diverse attività della piazza non hanno potuto lavorare e i disagi per i commercianti, proprio nel weekend del Ponte dell'Immacolata, sono stati pesanti. La marea era poco più di 1 metro, ma i nostri colleghi, tra l'altro dall'altra parte della piazza, che vanno sotto, i negozi vanno sotto a circa 85 centimetri, quindi loro non hanno assolutamente potuto lavorare. Le barriere provvisorie montate attorno alla cattedrale invece hanno salvato la Basilica di San Marco, che altrimenti, senza il Mose in funzione, sarebbe finita allagata. Con questa quota di marea è andato sott'acqua circa l'8% del centro storico, ma con alcuni passaggi fondamentali e molto trafficati. Tra questi, oltre a San Marco, Rialto, Erbaria, San Giobbe e Sant'Andrea. Uno scenario, quello di stamattina, completamente diverso rispetto al giorno precedente, quando il Mose, vista la previsione di 105 e un forte vento di scirocco in arrivo, era stato attivato. Per tutti noi poteva essere un weekend molto importante, uno degli ultimi della stagione. Noi avevamo la ressa di persone qui sotto che obbligatoriamente dovevano transitare qui proprio per i problemi dell'acqua alta ed ci ha creato un forte disagio ed è stato molto penalizzante. Da Venezia a Padova, dove giovedì prossimo si terrà la singolare protesta dei medici di famiglia che eseguiranno le visite ambulatoriali a lume di candela. Si considerano al lumicino i circa 650 medici di famiglia padovani che dopo l'esclusione della categoria dal decreto aiuti quater hanno deciso di spegnere la luce e visitare i pazienti a lume di candela il prossimo 15 dicembre. Il governo sta facendo una serie di provvedimenti per l'aiuto ai professionisti, alle partite IVA come siamo noi, dove si è dimenticato della medicina generale, tenendo conto che, contrariamente agli altri liberi professionisti, noi non possiamo, o alle altre categorie, tipo i commercianti, noi non possiamo scaricare l'aumento delle nostre spese sui cittadini. L'impatto delle spese energetiche è stato importante per i medici che operano da liberi professionisti con contratto fisso, un contratto fermo al 2018 per i medici di famiglia che si trovano ad affrontare un enorme aggravio sul fronte burocratico, fattori che rischiano di penalizzare il cittadino paziente. Il fatto che non ci si sia neanche ricordati di noi mette in difficoltà ancora di più la professione, che diventa sempre meno attrattiva sia per i carichi di lavoro, il carico burocratico, ma a questo punto anche per le spese che rendono praticamente non conveniente e non gratificante fare questo lavoro. Solo in questo ambulatorio, ci racconta Domenico Crisarà, in un mese sono stati visitati 1.300 pazienti, in un momento in cui ai casi Covid si affianca un picco mai visto di influenze. Le richieste sono quindi quelle di affiancare ai professionisti personale infermieristico e amministrativo. Abbiamo bisogno di personale amministrativo, abbiamo bisogno di personale infermieristico, abbiamo bisogno di supporto che liberi tempo di cura rispetto al tempo della burocrazia e delle attività anche sanitarie che possono essere fatte da altre figure. Le scorte ai politici ora che sono necessarie, vedi le recenti minacce rivolte alla Premier e alla figlia. La loro organizzazione però può creare difficoltà. C'è un ex ministro come Federico D'Inca che aspira ad un ritorno alla vita cosiddetta normale. Ha lasciato il movimento in cui aveva militato e che lo aveva portato a far parte di 2 governi. Non si è ricandidato alle ultime politiche, ma è ancora oggetto di tutela da parte delle forze dell'ordine.
una cui rappresentante sindacale ha stilato un comunicato stampa che lo tocca. Interpellato, con garbo ma con fermezza, ci ha detto di non voler commentare, che quel che aveva da dire lo ha detto e che ora chiede solo di tornare alla sua vita normale, uscendo dal servizio di protezione. Il punto in realtà quindi non è lui, ma gli organici, e lo stesso sindacato sembra infatti fare un mezzo passo indietro. Allora, innanzitutto mi sia consentito dire che il nostro intervento non è stato contro qualcosa o contro qualcuno. Abbiamo colto l'occasione che ha dato l'intervista al ministro D'Incà, l'ex ministro D'Incà, per sottolineare ancora una volta, come da anni stiamo facendo, come la questione degli organici sia una questione assolutamente attuale e mai tramontata. Garantire i servizi che ora sono ordinari comportano comunque un impegno straordinario da parte degli uomini e delle donne che sono chiamati poi a garantire questi servizi e a tradurre in atti concreti quelle che sono le finalità della pubblica amministrazione. Tutt'altro tema ci porta a Cittadella. Nonostante le cure tempestive non ce l'hanno fatta, 2 gattine di 7 e 8 mesi risultate avvelenate. Hanno provato a chiedere aiuto miagolando le 2 gattine, aiutate da un residente di via Battistei a Cittadella. Immediati sono scattati i soccorsi grazie a Giovanni Tonelotto, responsabile del rifugio San Francesco di Piazzola sul Brenta, che ha portato gli animali in uno studio veterinario. Inutili tutte le cure e gli esami. Le gattine 7 e 8 mesi sono morte per aver ingerito del veleno. Un episodio che porterà a una successiva denuncia, spiega Tonelotto, che farà analizzare i corpi al servizio veterinario dell'Istituto Zooprofilattico per capire quale sostanza abbiano ingerito. Chiunque avesse informazioni o avesse visto qualcosa può contattare il responsabile del rifugio San Francesco al 338 4981 981. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo.